Per ciò che ho visto, quello che è successo ieri sera, possiamo accendere un cero alla Madonna sicuramente. Per il sindaco Turato si può parlare di un miracolo di fronte a quanto accaduto nella galleria di via Calmunera lungo la Feltrina a Pederobba, uno scontro violentissimo che poteva avere conseguenze drammatiche, quello successo intorno alle 21:30. In quel momento la zona interessata da una forte pioggia potrebbe essere stato proprio l'asfalto bagnato ad aver fatto perdere il controllo della sua appunto ad un 34enne del posto che, stando alla ricostruzione dei carabinieri, è andato a sbattere contro il muro della galleria, ancora evidenti i segni lasciati nell'urto, per poi rimbalzare sulla corsia opposta dove stava sopraggiungendo una 500 condotta da una 29enne di Trevignano. L'impatto è stato talmente violento da far sbalzare il motore dell'appunto sull'asfalto. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere della sua auto il 34enne, poi affidato ai sanitari del SUEM che lo hanno elitrasportato al Caffoncello, dove si trova ricoverato ma fortunatamente non in pericolo di vita. Illesa invece la donna alla guida della 500 che si è recata autonomamente all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i soccorsi e permettere ai carabinieri di eseguire i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 2 anni fa proprio questa galleria fu scenario di un tragico incidente. Nello stesso punto purtroppo ha perso la vita un nostro concittadino ed è l'ennesima vittima di questa strada che è diventata luogo di troppi fiori lungo la strada, e questo mi piange il cuore e spero che chi di dovere possa provvedere per quel che compete a loro. Si ripropone così la problematica della pericolosità della regionale 348. La gente corre perché vede rettilineo, però è ricco di insidie perché ci sono curve e semicurve che non danno la totale visibilità della carreggiata. Il sindaco Turato mette sul tavolo una proposta che è pronto a discutere con Veneto Strade. Ho visto l'altro giorno che è stato inaugurato sul tratto autostradale tra Treviso a Venezia il sistema di Tutor, perché non installare questi sistemi anche nelle strade di percorrenza come può essere la regionale Feltrina.